E adesso torniamo sulla notizia relativa alla copertina di questa sera. Un nuovo episodio di proteste è avvenuto nella serata di ieri al CIE di Gradisca. Gli immigrati hanno dato fuoco alle stanze risparmiate dall'incendio di mercoledì scorso, rendendo di fatto completamente inagibili gli spazi coperti della struttura. 2 immigrati lievemente intossicati sono stati trasportati al pronto soccorso di Monfalcone. Gli altri ospiti sono stati portati nelle aree all'aperto del centro e hanno annunciato di voler dare vita ad uno sciopero della fame e della sete. Intanto la questura di Gorizia fa sapere che gli scontri e gli incendi sono stati causati dal fatto che gli stranieri vogliono sottrarsi ai provvedimenti di rimpatrio nei paesi di origine. E le associazioni che si battono per la chiusura dei centri di identificazione ed espulsione si ritroveranno sabato 16 novembre all'esterno del CIE di Gradisca di Sonzo per una manifestazione di protesta. L'ultima rivolta, spiegano i rappresentanti delle associazioni, che nella notte ha avuto luogo nel CIE di Gradisca, provocando l'inagibilità accertata di 5 stanze su 9, ha ridotto a poche decine di posti disponibili sui 248 iniziali, con una situazione di grave sovraffollamento. Si tratta della goccia che fa traboccare il vaso e impone a tutti noi di passare dalle parole ai fatti per ottenere la chiusura formale e definitiva del mostro di Gradisca. All'appello hanno risposto tra gli altri il Presidente della provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, i consiglieri regionali del SEL Lauri e Graton, ma anche giornalisti, attori e referenti delle associazioni pacifiste. Inoltre oggi il Presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, Luigi Manconi, ha presentato un'interpellanza urgente al Ministro dell'Interno per avere notizie su quanto sta avvenendo all'interno del centro di identificazione ed espulsione di Gradisca di Sonzo. Il parlamentare inoltre ha segnalato la necessità di provvedere alla chiusura del CIE a seguito delle condizioni disumane vissute da quanti si trovano al suo interno. E dell'argomento ne parliamo con il nostro ospite Raffaele Padrone, perché se è vero che le condizioni sono queste, bisogna dire che anche gli agenti che operano all'interno di quella struttura si trovano praticamente un giorno sì, un giorno no, a dover a che fare con queste situazioni di difficoltà e di disagio e soprattutto cercare di comunque riportare l'ordine all'interno di questo CIE. Abbiamo detto, se la situazione è così, probabilmente una domanda bisogna farsela. Sì, ben ritrovati. Io ne parlo, dottor Liberti, ne parlo dal 2009, anche da questi teleschermi. Quello del CIE è una situazione veramente paradossale, con la situazione che si crea ogni 2 giorni, non in quest'ultimo tempo, ma è dal 2009 in particolare che la situazione è cambiata al CIE di Gradisca. Cioè abbiamo queste rivolte perché non ci sono le leggi che ci permettono di fermare ogni volta queste rivolte con le situazioni più estreme, ma non estreme nel termine della parola, ma nelle condizioni di prendere, non siamo nelle condizioni di prendere una persona che va sul tetto, prenderla, portarla giù, ammanettarla, arrestarla, perché poi tanto si innescherebbe lo stesso meccanismo che li ha portati là dentro, cioè questi non sono dei centri di identificazione, queste persone vengono messe lì, come diceva lei, in attesa di questa identificazione che non avviene, ripeto, e l'ho già detto, non avviene neanche dalle commissioni, quando le commissioni si riuniscono, perché non hanno più una cadenza mensile, ok? Quando si riuniscono gli stessi, e lo dicevo, lo dico, lo ripeto, gli stessi ambasciatori, diplomatici del governo non li riconoscono, perché sanno che sono stati dei delinquenti nei loro paesi. Io dico, sono marocchino, arriva lì il console marocchino e dice no, io non lo riconosco, e quindi si ripristina il periodo di permanenza. Non solo, ma noi abbiamo lì degli uomini che sono ormai stanchi, stufi, quante volte anche i civili vengono presi a sputate, quante volte vengono malmenati anche gli stessi operatori che lavorano lì dentro, quante volte abbiamo avuto dei militari feriti, perché lì ci sono
poliziotti, carabinieri, guardia di finanza. Quindi la situazione venisse spostata da un'altra parte costruendo una struttura nuova, moderna, poi nell'arco di poco tempo sarebbe uguale, ma sarebbe uguale. Io credo di far intendere che questo è un flop sempre della politica, direttore, cari telespettatori, perché da un'altra parte sarebbe uguale. Qui il CIE era il secondo più grande d'Italia, oggi è diventato l'ultimo perché hanno spaccato tutto. Se vi ricordate, hanno iniziato col bruciare i materassi ancora tanti anni fa con l'olio, no? Con l'olio, quindi noi abbiamo dovuto dare le fialette, abbiamo provato di tutto. Purtroppo continuano a portare via uomini, continuano a portare via forza che potrebbe essere utilizzata in strada, e questi potrebbero ritornare nel loro paese immediatamente dopo lo sbarco, ma così non avviene e quindi ancora di più le mani legate. Grazie quindi a Raffaele Padrone. Chiudiamo qui la pagina.